Oh Italia, qualche piccolo problema tecnico. Allora, il dove abito oggi, allora ti spiego. Qua devo ancora rifare dal falegname che mi è partito diciamo il blocco artigianale di legno, e poi mi faccio rifare anche la maniglietta che così viene color pandan. Però vabbè, non è tanto questo diciamo è più un discorso estetico, no? È un po' come iniziassero la pubblicità del Mulino Bianco con, non so, una casa dei profughi, cioè capisci? Cioè nulla di male, ma voglio dire non c'entra col Mulino Bianco. E quindi insomma anche qua dove abito oggi te vedi a maniglia tutta smuoiata così, no, cioè dici cazzo, gli hai tirato una bomba, no, è l'unico pezzo difettato che ho del camper. E quindi vabbè, dove abito oggi? Intanto no, fermo, no sbaum, pian che le nuovo. Diciamo, allora, bellissimo paesino veramente, l'hai visto i panorami e tutto quanto. Ovviamente avendo pulmino non è che posso parcheggiarmi dove voglio, e quindi sì, per questioni di spazio, non per altro, perché qua sono veramente molto umani proprio, veramente, non rompono i coglioni, bellissimo, mi trasferirei qua. Però appunto cazzo, 680 non è che posso mettermi, non so, in una curva, in un tornante da qualche parte, no? A guardare i panorami. E allora abito a qua, nel parcheggio, cioè 3 minuti per dire sta roba. Oh, ma guarda te, se uno per scaricarsi 2 video deve attaccarsi al generatore, porca miseria. Tanto che non fa neanche tanto rumore. Però adesso abbiamo anche finito e spegniamo il generatore. Tac, eccola. E buongiorno Italia, è arrivato anche il Giuseppe. Adesso ritorniamo a fare un giretto verso il centro di Selva di Fasano, che mi ha detto che arrivano tutte le moto, quindi vediamo. Sì, è un ritrovo qui dei motociclisti. Ed è la toppa locale. È toppa locale. Vediamo se troviamo qualcosina da far vedere ai nostri ai suoi telespettatori. Cioè, che c'entro io? No, perché tutti parte di uno. When you're surrounded by darkness, open your eyes. Look around you. It's a beautiful life. Don't waste time. Open your mind. Have no regrets. Paint the sky your favorite color. Your favorite color. Surrounded by darkness, open your eyes. Look around you. It's a beautiful life. Don't waste time. Open your mind. Eccoci qua come i pensionati, no? A guardare le moto che passano. Cioè è forte sto, che non puoi neanche chiamarlo raduno, no? Perché da noi ste robe bene o male sono raduni, no? Quando passano tipo le 40, 50, 60 moto. E qua mi spiegava Giuseppe che è una cosa normale, diciamo un ritrovo domenicale della gente al bar, è una cosa bellissima. C'era tempo fa anche da noi, tipo a Jesolo, in Piazza Mazzini, va la moto che continuano ad arrivare. Solo che poi hanno iniziato a rompere le balle con le multe, sta arrivando il disastro e praticamente non c'è più nessuno. Cioè questa è una grandissima perdita secondo me, perché anche per chi non è motociclista farsi la stradina, vedere tutte le moto tutte preparate con questi bei colori eccetera è una figata pazzesca, hai capito? È una cosa che sto apprezzando veramente tanto di questi posti, al non rompere i coglioni alla gente. C'è una cosa bellissima. Sì. Come quando dicevo sì, in Albania, in Serbia, dicevano no problemi, mettiti qua, ma effettivamente a chi rompi i coglioni? Cioè quando andavamo col camper in spiaggia o davanti, sì. Cioè a chi rompi le palle? Cioè alla fine qui se vogliamo c'è educazione, io esatto. Parcheggio lì, non do fastidio a nessuno, tu non mi dai fastidio, quindi secondo me è una cosa... Boom! Hanno toccato. Ha fatto retromarcia. Signore, ma porca troia. Non sto e basta.
Sì, non c'è se niente. succedeva a noi un piccolo tampone. Poi casomai si vanno a prendere il caffè. Colpo di frusta minimo. Porca miseria. A me piacciono tantissimo queste robe. Veramente, bello. Oh, anche un'altra cosa, no? Tu se segui il canale hai visto le puntate vecchie con Scarosso, no? Ti ricordi che mi parcheggiavano a parte, ti rompevano i coglioni, tiravano fuori la storia del cane, di questo e di quello e quell'altro. Qua sono stato con te che sono 4 giorni. 3? Venerdì sei arrivato? Giovedì sera. Vabbè, 3-4 giorni che sono qua, cioè, ovviamente, cioè, che fastidio do, sono parcheggiato in un parcheggio, bene o male, e quindi niente. Da noi, zingari, via, bombe a mano, porca miseria, cazzo, culo. Oh. Sembra che a volte girare un po' il mondo, cioè capisci un po' le diverse realtà, i diversi punti di vista delle persone in base a tutte le situazioni e focalizzi meglio, perché da noi si dice arancione, da una parte si dice blu, da una parte è nero, da una parte è bianco. Avendo visto un po' tutti i colori capisci bene o male la tonalità giusta delle cose, hai capito? E ti dico, da noi, come ti ho già detto, ce la passiamo veramente male con queste robe. C'è proprio proibizionismo e una rottura di palle unica dappertutto. Cucina della Maria Antonella, Giuseppe. Sta un po' fuori allenamento, che da parecchio non lo prendo. Infatti vedi come sta schiando. Sì, infatti. E oggi poi una bella giornata calda. Troppo caldo, mi sono messo qua tanto caldo vicino. Ciao. Ciao. Buongiorno Italia, beh, io e Yuri ci salutiamo e poi ho detto la prossima ci vediamo in un bel raduno col mio super camper, non ancora da decidere quale comunque. Ma che non ci stiamo neanche, perché sono tappo, c'ho testimonia che sono tappo. Mi devo passare lì. Aiuto, non ci arrivo, aiuto.